Oggi siamo a Villa Grande, centro amministrativo del comune di Colle Santa Lucia, in provincia di Belluno. Questo piccolo centro, in splendida posizione, tra i 1300 e i 1500 metri di altitudine, su un promontorio tra la Valle Fiorentina e la Valle del Cordevole, ha un'importante storia ed edifici di pregio. Dal Medioevo fino al 1803 fu territorio del Principato Vescovile di Bressanone, appartenente all'Impero d'Austria. Tra il XVI e il XVIII secolo fu un importante centro minerario, con le miniere del Fursil, da cui si estraeva il ferro. Dal 1919 entrò a far parte dello Stato italiano. Percorrendo la via principale, sulla sinistra incontriamo la Chiesa de Gian, casa Chizzali Bonfadini, costruita nel 1612 per ospitare l'amministrazione delle miniere del Fursil, in stile tirolese, con affreschi della Madonna con Bambino e forse San Benedetto sotto il portico d'entrata e pregevoli inferriate alle finestre. Una parte dell'antica casa oggi è sede dell'Istituto Culturale Ladino, che tutela la popolazione di origine ladina di Colle Santa Lucia. Poco più avanti, sulla destra, si trova la Casa Piazza del 1585 ed in cima al colle si erge la chiesa parrocchiale di Santa Lucia, circondata da un curato e protetto cimitero. La prima documentazione dell'edificio religioso risale al XIV secolo e l'impianto originale esterno è in stile gotico. Invece l'interno, nel XVII secolo, fu trasformato in stile barocco. Nella chiesa troviamo opere di pregio come la pala d'altare del XVIII secolo raffigurante Santa Lucia, opera di Franz Unterberger. A lato del presbiterio, sulla sinistra, c'è un altare con la parte superiore in legno dorato con la statua del Sacro Cuore di Gesù. Nella cappella laterale si trova invece la statua della Madonna del Rosario su di un altare in legno dorato del XVII secolo.